La salute mentale, soprattutto dei nostri giovani con i relativi disagi, è un tema di straordinaria rilevanza. Bisogna che ci impegniamo ad affrontarlo per dare delle risposte concrete. Non basta lamentarsi o segnalarlo, bisogna intervenire. Le cause di queste difficoltà possono essere variamente indagate, ma il problema decisivo è quello di risolverlo, di offrire delle risposte concrete, con istituzioni, con luoghi di aggregazione, con aree di studio, con sistemi di coinvolgimento dei ragazzi che sollevano i ragazzi dalle sofferenze dello stress dello studio, dello stress delle difficoltà e della solitudine familiare, dei conflitti anche familiari. Bisogna pensare ai nostri giovani come una realtà da proteggere, da aiutare, da favorire nella crescita, non un qualcosa da reprimere e da contestare a priori. I giovani valgono e noi dobbiamo pensare e ricordare che loro sono il nostro futuro più prezioso.